Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, come promesso, ore 18, consueto aggiornamento per quanto riguarda il calciomercato, ma c'è la situazione Kvara prima da chiarire. Andiamo per ordine, perché ha parlato l'agente di Kvara, Wayun. E sapete che quando parlano gli agenti c'è qualcosa sotto che non va bene. Ho avuto contatti con tanti club, ma De Laurentiis lo lascerà andare via? In questo momento c'è un contratto con il club. Barcellona, Real Madrid e Bayern. Ovviamente dopo una stagione vincente può essere interesse da parte del Barcellona, del Real, del Manchester. Tutto avverrà a tempo debito. E ancora presto, anche perché Kvicha è un giocatore eccezionale e tra i primi 3 giocatori al mondo. Qui esagero un po' dicendo che fra i primi 3 al mondo. Questo Kvara qui attualmente potrebbe essere la riserva di Lavezzi, ma molto probabilmente potrebbe essere la riserva di Lavezzi. Lasciamo stare, perché poi Lavezzi si è modernizzato, Kvara gioca ancora come l'anno scorso. Kvicha, io non è per dire, però Ayushi, mancano i gol di Kvara, mancano le giocate di Kvara. Io ho capito che prendi botti dall'inizio alla fine, ma Lavezzi prendeva botti dall'inizio alla fine, ma Lavezzi però Ayu stava zitto e correva. Ayu, Lavezzi driblava pure se ce n'aveva 2 o 3 addosso. Ayu, non pazziamo proprio. Poi continua perché fa addirittura un annuncio su Victor Osimhen. Osimhen andrà in Arabia Saudita. Kvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrisse 1 miliardo di euro a volontà ed obiettivi diversi. Vuole avere successo e già lo sta ottenendo. Addirittura, addirittura, questa è la spara grossa, addirittura Osimhen il prossimo anno va in Arabia Saudita. Ma per me ci può andare pure ora Victor Osimhen, quindi non c'è nessunissimo problema, ragazzi. Allora, questa cosa me la lego al dito, perché secondo me Kvara si è rotto i coglioni. Scusatemi le parole, ragazzi, però io la penso così. Allora, se tu dai 10 milioni a Osimhen, naturalmente Kvara viene e dice: ma scusami, com'è possibile che a questo gli dai 10 milioni e io che ti ho fatto vincere uno scudetto, classifica assist man, giocate più riuscite in tutta la Serie A, perché non mi fai un adeguamento di contratto anche a me a questo punto? Punto di domanda. Naturalmente il ragazzo se ne risente di questa cosa, secondo me. Poi la Juve vi continua a ribadire che questa cosa che i giocatori stanno giocando male deriva anche da questo fatto, secondo me, perché se la squadra quest'anno aveva, secondo me, ma io non ti dico di 1 milione di euro, 100, 200, 300, 400 mila euro in più sul contratto base che c'hai, i giocatori secondo me ti rendevano di più, perché loro pensano a questo punto: ma io ho fatto una stagione mostruosa, a questo punto io mi aspetto un aumento. Invece no, perché questo Zelinski va via, per questo secondo me Zelinski sta giocando una chiavica, per questo secondo me Kvara sta giocando una chiavica. Cioè è tutta una cosa legata, secondo me. Comunque andiamo avanti. Samardžić, questione Samardžić, ragazzi, potrebbe arrivare la fumata bianca? Molto probabilmente sì, fra oggi e domani, così dicono quindi stiamo stretti a quello che ci stanno dicendo. Ecco, io ve lo dico sempre, vi porto aggiornamenti, non è che vi dico domani firma, però se i quotidiani dicono fra oggi e domani potrebbe essere la fumata bianca, io ti dico che fra oggi e domani c'è la fumata bianca. Poi se loro scrivono stronzate, scusatemi la parola, io vi riporto quello che portano i giornalisti, ragazzi, quindi non venite a prendervela con me. Comunque il Napoli Anthony Barak al Napoli, io veramente non ho parole. Anthony Barak è uno dei profili seguiti dal Napoli. Fu Mauro Meluso a portarlo al Lecce, il centrocampista attualmente alla Fiorentina. Parla così nel corso di un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Barak nasce mezzala. Nel Napoli potrebbe fare sia il centrocampista centrale che davanti alla difesa sia il trequartista. E io mi domando: Barak sa ancora giocare a calcio? Perché io non lo vedo più. Cioè, gioca ancora nella Fiorentina Barak? Gioca? Cioè, io solo questo vorrei sapere. Solo questo. Comunque, andiamo avanti. Addirittura Balotelli si propone, Napoli in crisi, io sono qui. Io l'ho sempre detto, se Balotelli
avesse avuto la testa a posto, che forse secondo me sono stati anche troppo i soldi che lui ha visto subito il ragazzo, no? Ragazzi, scusatemi se sbaglio i verbi, ma io faccio un casino con i verbi allucinante, mi dovete perdonare. Comunque, secondo me poteva essere uno fra i top 10 al mondo Balotelli, io lo dico sempre. Allora, il Napoli in difesa segue anche Van Bremen del Basilea. Al momento non c'è vicinanza fra offerta del Napoli e richiesta del Basilea, ma è un giocatore su cui il Napoli sta seriamente ragionando. A fondo Napoli per Barak, pupillo di Aurelio De Laurentiis, e sappiamo tutti i pupilli di Aurelio De Laurentiis come sono. Uno fra tutti era Maximovic. Maximovic, 30 milioni, tieni, questo è soppone Maximovic. Poi sappiamo tutti la fine che ha fatto Maximovic a Napoli. Detto questo, tutto mercato web a fondo per Barak, pupillo di Aurelio De Laurentiis. Idea Demme nell'affare, la Fiorentina non convinta. Ragazzi, io continuo a ribadire, c'è un signor centrocampista che è Diego Demme. Comunque, Nunen Perez, e si è parlato anche di Nunen Perez, l'agente a radio CRC, Napoli, non ci sono ancora certezze, la verità è che c'è un interesse concreto, ma si attendono sviluppi. Piace anche al Milan e Fiorentina, ma l'interesse del Napoli è concreto. Nui è affascinato e onorato, poi sappiamo gli argentini con Napoli, sappiamo tutti, no? Aspettiamo di capire il suo futuro. È vero che c'è l'Atletico Madrid che ha una ricompra sul giocatore, se non sbaglio di 12 milioni, una cosa del genere. La bomba di tutto mercato. Napoli, nuovo tentativo per Conte. De Laurentiis era disposto a tutto, si è parlato addirittura di 8 milioni a stagione, mercato tutto a lui, e soprattutto Dario De Laurentiis sarebbe tolto di mezzo. Addirittura si parlava dei dirigenti e di altre cose nello staff tecnico addirittura. Nei giorni scorsi il Bodo Glimt ha rifiutato un'offerta ufficiale del Napoli per Albert Grombeck. Il centrocampista classe 2001 piace molto a Lille, Fiorentina, Leicester, Galatasaray e MLS. Non è da escludere un assalto nei prossimi giorni, affare slegato da Samardžić. E qui ci siamo. Come già detto, Zanoli non dovrebbe più partire, e anche questo, ragazzi, è legato a Gaetano, perché anche Gaetano non dovrebbe più partire. Ragazzi, tutti quelli che erano in fase di partenza, Gaetano, Zanoli, Elmas è già andato, Demme, nessuno di questi lascerà il Napoli, e questa è la cosa preoccupante, ragazzi. Comunque il padre di Samardžić è in Italia e bisognerà vedere, io è una cosa assurda questa cosa, Il Napoli nei giorni scorsi per il centrocampo ha provato a prendere Koné del Borussia Mönchengladbach, ma senza successo. Ci proverà ancora in questi giorni, concorrenza della Juventus. Gianluca Di Marzio. Scusatemi, Comunque questi erano gli aggiornamenti di oggi, ragazzi. Scusatemi se apro e chiudo, ma se no si spengono le luci. Scusatemi la tosse nuovamente. Signori, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Secondo voi arriverà poi alla fine Samardžić? La fumata bianca è vicina. Siamo quasi da 10 giorni dietro a Samardžić. Secondo me farà la fine di Gabri Veiga. Io ne sono sicuro al 100%. Comunque, noi ci vediamo in serata se dovessero accadere ulteriori aggiornamenti. Ragazzi, questa cosa della gente di Kvara potrebbe far capire molto, ragazzi, perché lo spogliatoio del Napoli in questo momento è in questa crisi globale. Comunque iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao a